Team, siamo in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Quello che vedete alle nostre spalle è il palco dove si terrà stasera la finale di Miss Innamorato 2018. Cosa ti aspetti da questa finale? Beh, che vinca la migliore, sicuramente. Un in bocca al lupo a tutte le ragazze allora. Crepi. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara. E da cosa ti aspetti stasera da questa finale? Beh, spero intanto che il tempo sia abbastanza bello e che non piova, e mi aspetto una bella serata dove ci potremo magari divertire tutti insieme e incrociamo le dita, in bocca al lupo a tutti. Da dove vieni? Sono di Padova. Cosa ti aspetti da stasera? Insomma, di divertirmi assolutamente, di fare una nuova esperienza e soprattutto di magari ricevere una fascia, chi lo sa, speriamo. Come ti chiami? Anna. Tu stasera da cosa ti aspetti da questa esperienza? Beh, mi aspetto di aprirmi un po' delle porte verso il mondo della moda. Ciao, io mi chiamo Jessica. Quanti anni hai? Ho 18 anni, aspetto di divertirmi, poi Città Murata è sempre un bel concorso, quindi per quello l'ho rifatto anche quest'anno e mi aspetto sempre il solito divertimento, la solita gioia, emozione che mi porta a rifarlo ogni anno. E di nuovo con un'altra Miss questa sera. Dimmi come ti chiami? Ciao, mi chiamo Marina e ho 19 anni, abito a Mogliano Veneto. Cosa ti aspetti da questa sera? Guarda, sinceramente non ho la più pallida idea, ti giuro. Non sai? Ma almeno una fascia, qualcosa, te la senti? La vedo dura. Ci sono tante belle ragazze. Quindi facciamo un in bocca al lupo a tutti? Sì, dai, soprattutto a me. Buonasera a tutti, sono Morena. Questa esperienza di stasera, da cosa ti aspetti? Niente, beh, non mi aspetto nulla perché è l'ultima cosa quella e niente, faccio un in bocca al lupo a tutte le Miss che parteciperanno con me e vinca la migliore. Giorgia? Giulia. Cos'è che vi aspettate da questa esperienza questa sera? Beh, da questa esperienza mi aspetto di sicuro tanto divertimento e conoscere ovviamente nuove ragazze e fare sempre esperienze, magari non so, conoscere anche persone che fanno parte nel mondo dello spettacolo e magari continuare in futuro. E tu invece? Beh, sicuramente anch'io spero di divertirmi un sacco e penso proprio che lo farò, anche perché dietro c'è uno staff bellissimo e spero ovviamente anche di classificarmi e niente, speriamo che vada tutto per il meglio, insomma. Esatto, abbiamo un'altra bellissima concorrente questa sera, come ti chiami? Veronica. Da cosa ti aspetti questa sera? Da questa bellissima esperienza? Beh, non mi aspetto niente di che, spero che la serata vada bene e che ci divertiamo e che vinca la migliore. Come ti chiami? Daniela, ciao a tutti. Cosa ti aspetti da questa bellissima esperienza? Divertirmi e migliorarmi, assolutamente migliorarmi, e magari riuscire a prendere anche una fascia, perché no, visto che è la mia prima finale. E io sono Antonia, così sì, sono una collaboratrice, faccio parte dello staff di Miss Innamorato e lo faccio veramente con molto piacere e con molto gusto. Giustamente anche lei, insomma, oltre alle domande alle ragazze, cosa si aspetta lei questa sera da questa bellissima esperienza? Ah, un cielo stellato di Miss. Eccoci qua con la vincitrice dell'anno scorso, che quest'anno c'è della corona, e semplicemente cosa auguri a tutte le Miss? Allora, innanzitutto di divertirsi, perché ritengo che sia giusto divertirsi prima di tutto e poi la competizione passa in secondo piano. E alla vincitrice auguro di trovarsi bene quanto mi sono trovata io e la fortuna che ho avuto io, perché ho trovato un concorso che mi ha offerto numerosi lavori, cosa che non è da tutti i concorsi appunto,
e di trovarsi soprattutto bene con lo staff, perché è essenziale. E oltre alle Miss, finalmente l'organizzatrice e la conduttrice di Miss Città Murata. Ciao Eleonora. Ciao a tutti, ciao! Giustamente siamo all'epilogo del tutto resto, siamo alla finale. Cosa ti aspetti da stasera? Beh, mi aspetto che sia una bella serata e faccio già un in bocca al lupo a tutte le ragazze, e sicuramente non vincerà la più bella, perché secondo me sono tutte belle, sono tutte bellissime, e per me che vinca una o l'altra non cambia. È stato veramente un percorso bellissimo, ho conosciuto tante ragazze, abbiamo avuto selezioni in bellissimi locali, in bellissimi posti. Siamo partiti al Teatro Palladio di Fontaniva, siamo poi andati al Pedrocchi di Padova, siamo poi passati all'Albergo Roma a Castelfranco Veneto, poi siamo passati alla tappa del Ca della Nave, il Milano Summer Festival e per finire a Cittadella la prefinale. Sono state tutte tappe fantastiche, un successo dietro l'altro, perché ogni tappa c'erano presenti una trentina di ragazze, tutte bellissime, tutte meritevoli di essere in finale, ma le ragazze che vedete sfilare questa sera sono quelle che sono state prescelte nelle varie tappe. Appunto, ho detto, sono tutte bellissime, e che dire, un grande in bocca al lupo ancora, e che lo sa, chi sarà Miss Città Murata 2018? Buonasera, benvenuti, siamo in ritardo solo di 24 ore, ma per ovvie ragioni meteorologiche. Allora, l'applauso è importante perché diventa maggiorenne Miss Città Murata, quindi doppio applauso, doppio calore. Mi raccomando, fatevi sentire questa sera perché abbiamo bisogno di voi. Grazie innanzitutto alla città di Castelfranco Veneto, ancora una volta protagonista con questa finalissima. Un anno importante perché diventa maggiorenne la nostra Miss. Come dicevo, un saluto però lo vorrei fare anche al patron che fino a poco tempo fa ha portato Miss Città Murata a questo grande successo. Un applauso che facciamo a Filippo Zavarise. Filippo, la senti un po' tua figlia questa? Decisamente. Adesso sapete che c'è questo passaggio di consegne, ormai dall'anno scorso il concorso lo segue Elegance Eventi, che ha questo compito importante di tenere alta la bandiera di questo che decisamente è uno, se non il concorso, dire più vecchio del Veneto suona male, insomma quello più conosciuto, diciamolo pure. L'orgoglio della città di Castelfranco ancora una volta è trasmesso attraverso la partecipazione forte e voluta dell'amministrazione comunale, per cui il secondo applauso lo chiedo doverosamente all'amministrazione comunale. Lo sapete, non sono da solo a condurre questo lungo percorso, ma c'è colei che ormai è diventata a pieno titolo quella che trainerà al successo infinito di questo concorso. Lei è già passata su questo palcoscenico in qualità di Miss. Però dobbiamo dire che il suo percorso è iniziato presto e subito è diventata una modella molto richiesta, adesso è testimonial per Ermanno Cervino, Chi sei a You e tante altre griffe importanti, e vorrei aggiungere anche presidente dell'associazione Elegance Eventi. Tutto questo per chiedervi un applauso per Eleonora Sorato. Benvenuta! Buonasera e benvenuti alla finale di Miss Città Murata. Grazie a Sofia. Buonasera Claudio. Come stai? Bene. Lo dico in Mercedes, no? Mica un'auto qualsiasi. Ho detto, non so se hai notato, è diventata maggiorenne la tua Miss. Sì, 18 anni. 18ª edizione, anche quest'anno è stata un'edizione fantastica, tante serate che si sono svolte nei locali più belli, nelle piazze più importanti del Veneto. Le tappe del Tour 2018 si sono svolte al Teatro Palladio di Fontaniva, al Caffè Pedrocchi di Padova, all'Albergo Roma di Castelfranco Veneto, al Golf Club di Martellago Ca della Nave, al Milano Summer Festival, per poi finire con la prefinale che si è svolta a Cittadella,
dove appunto sono stati assegnati gli ultimi lasciapassare per la finale di questa sera. Quindi tutte le miss che vedrete stasera sono state selezionate durante le tappe di questo concorso. Devo dire che in ogni tappa saranno presenti 30 ragazze, quindi tantissime iscritte anche quest'anno a questo concorso. Che poi 30 è anche il numero che ritroveremo questa sera. Sì, il 30 è il numero delle finaliste, torna sempre. Allora, possiamo dire che quest'anno il meccanismo è un po' cambiato? Sì, ci siamo rinnovati anche noi, abbiamo deciso di fare un meccanismo un po' diverso. Tra non molto ve lo racconteremo, però è doveroso che voi accogliate con un applauso quella che è la prossima protagonista di questa nostra passerella, perché lo sapete, un titolo si apre ufficialmente quando arriva la Miss che detiene in questo momento lo scettro di Miss Città Murata, ed è Nicole Congo. Nicole, grazie al concorso di Miss Città Murata hai vinto 1000 euro in contratti di lavoro, hai partecipato a parecchi servizi fotografici, hostess e cose varie. Io li cito perché poi ogni volta ce ne dimentichiamo uno, quindi me li sono scritti. Allora, hai fatto la sfilata di Fausto Sari, sfilata di abiti da sposa, l'hostess per una nota casa automobilistica, la madrina a radicchio d'oro da Fior, dove eri madrina con Christian De Sica. Hai partecipato alla rassegna stampa sempre del Radicchio che si è svolta qui a Castelfranco Veneto, sei stata protagonista della Cortina Fashion Week durante il weekend dell'Immacolata a Cortina e fai la modella sempre grazie al nostro concorso di bellezza per il sito Declace, per il sito di abbigliamento Declace. Anche quest'anno la vincitrice vincerà 1000 euro in contratti di lavoro e il suo primo lavoro sarà quello di partecipare sabato 8 settembre a Tre Braseleghe, dove sarà madrina di un altro concorso di bellezza, Miss Trunk, che si svolgerà a Tre Braseleghe l'8 settembre, a cui tutti siete invitati. Allora Nicole, sei pronta per cedere la fascia e la corona? Buonasera innanzitutto, sì, mi dispiace ovviamente, però come dico sempre ogni cosa ha un inizio e una fine, quindi è giusto così, anche se comunque lascio il cuore. E auguro alla Miss che entrerà al mio posto tanta fortuna quanto ne ho avuto io e di trovarsi bene come mi sono trovata. Come avete notato ha preso anche possesso del palcoscenico, come si dice in questi casi. Senti, ma l'anno scorso eravamo poco lontano da qui, nella storica sede della finale, stasera sei qui e guardi il pubblico da questa angolazione, è passato un anno, come la vivi questa emozione diversa? Che cosa è cambiato? Che cosa senti, Nicole? È acceso, proviamo quello di Leonora che funziona meglio. Sicuramente diversa, anche perché l'anno scorso era molto in ansia, agitata, non che ora non lo sia, però è una sensazione diversa. E tutto qua. L'anno scorso è piovuto, quindi adesso sta reggendo. No, quest'anno va tutto bene, vero? Va tutto bene, va tutto bene. Allora, ci dispiace veramente tanto, sarà una bella sfida perché 30 ragazze le abbiamo viste durante le prove. La giuria questa sera avrà un compito arduo, per cui dobbiamo congedarla prima però direi di fare arrivare un pensiero che abbiamo per te, i fiori offerti dalla Fioreria Laio di Castelfranco Veneto. Eccoli qua. Un pensiero per la nostra Nicole, per la nostra Miss Città Murata. Grazie alla nostra Sofia Lavalletta. E ora sì, possiamo congedarla. Ci vediamo più tardi, Nicole. Grazie. Un applauso per la nostra Nicole. Allora, io provo a leggere così non sbaglio. Dicevo che il meccanismo quest'anno è un po' cambiato, ricalca un po' un concorso famoso che noi non vogliamo citare, ma del resto bisogna anche rinnovare dopo 18 anni, ed ecco che la prima votazione sarà quella tradizionale. Dicevamo 30 finaliste, le conosceremo tra pochissimo. Di queste 30 finaliste, con la prima selezione passeranno il turno 15 ragazze, 15 ragazze che verranno giudicate appunto dai nostri giurati, che poi andremo a conoscere. In un secondo momento ci sarà una votazione
le ragazze saranno in costume da bagno e da 15 ci sarà un taglio netto, passeremo a 5 finaliste. A questo punto ci sarà un ripescaggio, questa forse è la novità un po' più importante. È la novità di questa edizione. E tutti quanti voi diventerete protagonisti, perché con un semplice SMS ad un numero che poi vi daremo e che vedrete anche nello schermo potrete dare il vostro giudizio su una ragazza che ahimè è stata eliminata, quindi semplicemente digitando il numero della Miss darete la possibilità a questa ragazza di essere recuperata. Senti, però certe cose che funzionano non si cambiano, quindi noi vogliamo ancora una volta che le nostre Miss arrivino con le auto d'epoca, arriveranno vestite con gli abiti di BU. BU è un negozio di abiti da sera che si trova in via Roma 52 a Cittadella. Oltre a questa uscita moda ci saranno altre sfilate di moda. Sfileranno infatti le pellicce di Mauro Milani, pellicceria di Castelfranco Veneto, gli abiti di Vestimi di Loreggia e le proposte Fall Winter di Gilles Mode di Camisano, accompagnate dagli occhiali di Giottica di Castelfranco Veneto. Non ci resta altro che iniziare a conoscere, quindi iniziamo a conoscere la concorrente numero 1. Posso ringraziare il gruppo Autostoriche di Castelfranco che ancora una volta collaborano. E allora proprio da loro partiamo, perché su una Chevrolet Torpedo del 1920 arriva Giorgia Mattiello. Seconda finalista arriva con una Fiat 850 del 1968. E chi è? Si tratta di Erika Marazzato. Finalista numero 3 arriva in una Vauxhall del 1929, concorrente numero 3 dicevo, è Giulia Magagnin, Miss fascia BU. Adesso una Volkswagen del 1929, il mitico Maggiolino. Ed è salita su quest'auto la concorrente numero 4, Aurora Maglione, Miss come in una favola. Con la tua macchina, Leonora, gliel'hai prestata, la Mercedes Classici Cabrio di Carraro. Si tratta di Miss Teatro Palladio, Serena Busnardo, numero 5.
numero 7 arriva in una Morgan del 1583. Miss Nomasvello Salzano, numero 7, Morena Montin. La finalista arriva in una Triumph Spitfire del 1963. Miss Cheese Wear and Photo, numero 8, Marica Barbiero. Una Triumph TR6 del 1971 per la finalista numero 9. Che si chiama Pamela Grotto, Miss Ottica Sportiello. Una MG TV del 1957 per la prossima finalista. Miss GS Cittadella, Lisa Manente. Numero 11 che arriva su un Alfa Romeo Spider del 1991. Miss Nick Group, Francesca Sartore, numero 11. Ed in arrivo un'altra Mercedes molto recente di Ferrari. Già, perché troviamo qui a bordo la concorrente numero 12, si chiama Maya Silvia ed è Miss Nami Assicurazioni Cittadella. C'è un Alfa Romeo che aspetta la prossima finalista, chi è? Si tratta di Miss K della nave, Veronica Furegon, numero 13. La concorrente prossima arriva in una Mercedes del 1983, una 280 SL. È Miss Team Cittadella, numero 14, Miriam Cazzaro.
C'è una tabù del 1925, una C15 per la prossima finalista. Lei è Miss Patient Partner Jessica Zuanetto, numero 15. Veramente un bel po' di anni. Del 1928 è una Fiat 509 Monza rombante. Per chi? Per Giulia Pamio, numero 16, Miss Nomasvello Salzano. Della Mercedes di Carraro torna protagonista per la prossima finalista, eccola qui. Numero 17, Vittoria Secrieru, Miss Sartoria Cristina. La Mercedes di Carraro per la prossima finalista. Numero 18, Eleonora Ficagna, Miss Erika Richter, consulente di bellezza. Torna nelle auto d'epoca con questa Alfa Romeo Barchetta 2006 del 1963 dove c'è salita la numero 19, Giulia Fortin, Miss Milano Summer Festival. Questa Mercedes è del 1984, una 380 SL. Chi c'è? Marina Callegari, numero 20, Miss Città dell'Ottica. C'è una Fiat 850 del 1967 per la prossima finalista. Si tratta della numero 21, Katia Lovat, Miss Terrazza Roma, Castelfranco, Veneto. Torna la Chevrolet Torpedo del 1920 per la concorrente numero 22. Miss Orizzonte Moda, Elena Bragatto.
fiammanti di Carraro. La prossima protagonista chi è? È la numero 23, Federica Fogale, Miss Regenesis. Altra Mercedes classe C Cabrio di Carraro per chi, Eleonora? Per la numero 24, Chiara Masiero, Miss Pellicceria Tessarollo. Deve essere una Fiat 850 del 1968 per la prossima finalista. La numero 25, Ambra Burugliana, Miss Cittadella. Torna un pezzo raro, la Vauxhall del 1929. E qui troviamo la concorrente numero 26, Giorgia Pianta, Miss Caffè Pedrocchi Padova. Ho qui un Volkswagen Maggiolino, sono preoccupato perché non lo vedo. Sarà andato a farsi un giro. Anche lui? No, ma la Miss c'è. Ma c'è la Miss. Abbiamo Maddalena Boranzon, la numero 27, Miss Iberblu. Del 1963 per la concorrente numero 28, Miss Zanandrea Tessuti, Daniela Perin. concludiamo con la prima delle due Mercedes, quella tua, quella bella, chiara, con la quale sei arrivata. Miss BU Lisa De Franceschi, numero 29. Ed è però in compagnia buona, devo dire, perché è un'altra Mercedes di Carraro. La concorrente numero 30, Kiwia Oliviera, Miss Gilles Bode.
un applausone, guardate che palcoscenico, mi sa che l'anno prossimo dovrai allargare il palco. Allarghiamo il palco. Tra di loro c'è Miss Città Murata 2018. Allora io direi di concedere le nostre miss perché le vedremo più tardi sfilare con il costume da bagno. Allora ragazzi, grazie. Ci vediamo più tardi, direi di far loro un grande applauso nuovamente. Guarda che luna, guarda che luna. L'abbiamo pagata. Senti, ma che c'entra Facebook con questo concorso di bellezza? Perché tra le nostre miss c'è già una ragazza che ha già vinto una fascia, la 13ª fascia, sarà la fascia di Miss Nova Modet, e appunto abbiamo aperto un contest online dove le persone che appunto hanno un account Facebook hanno votato la loro miss preferita, sono state pubblicate appunto le foto di tutte le finaliste e tramite i like si votava. Hanno cliccato. Sì, il pubblico ha cliccato. Pensate che le nostre miss sono state viste da più di 75.000 persone e quindi è stato davvero un grande successo. Questa reginetta la sveleremo più tardi, anche perché se questa ragazza dovesse vincere una delle altre 12 fasce in palio, logicamente cederà la fascia a un'altra concorrente. Non ci resta altro che appunto andare avanti e presentare il primo sponsor della serata. Beh, ne abbiamo parlato molto, al di là del tuo viaggio che hai fatto attorno a Piazza Giorgione. Vogliamo parlarvi adesso di quello che è il protagonista anche qui, con alcune auto esposte, penso alla nuova classe A, alla Smart Cabrio. Stiamo parlando della concessionaria ufficiale Mercedes. L'assistenza e molto di più per quanto riguarda Mercedes-Benz, Smart, Subaru e molte grife importanti, definiamole tali, perché quando si va in concessionaria Carraro sembra veramente di entrare in un atelier, la bellezza è straordinaria. Adesso che succede di bello? Eleganza, raffinatezza? Partiamo con la prima sfilata di moda della serata, si tratta di Mauro Milani Pellicceria, per non perdere mai la bellezza del Made in Italy. La nostra filosofia è quella di valorizzare la femminilità e l'eleganza di ogni donna, in chiave moderna. Lo stile, la creatività e il lusso contemporaneo si svelano all'interno dell'atelier in Borgo Treviso, numero 10 a Castelfranco, Veneto. Per voi Mauro Milani. Le proposte di Mauro Milani Pellicceria saranno accompagnate dagli occhiali Geottica. E parliamo anche di Geottica. Geottica nasce come scommessa, la voglia di riscatto di una giovane quarantenne che ama il suo lavoro. Un centro ottico in costante aggiornamento che punta ad emergere per professionalità e qualità del prodotto esclusivo. Geottica si trova in Piccolo Cappuccini 41 a Castelfranco e con noi ci sembra veramente un grande binomio che stasera noi vi presentiamo per questa finale di Miss Città Murata. Buona visione con Mauro Milani e Geottica.
nome: Giovanna Ceccon, Anna Cavalli, Annalisa Benglin, Nicole Cogo, Umberto Ferronato, Anna Canton, Jasmine Abdallah, Erika Stevanato, Arianna Rubin. Eccole le nostre modelle della serata. Un applauso! Fin qui sono arrivati comunque, fin qui sono arrivati. Grazie anche ai nostri protagonisti. Certo, le vedremo più tardi sfilare nuovamente. Grazie ragazze. Sono pronte? Di già? Sì, perché ora è giunto il momento appunto di scoprire quali delle nostre concorrenti passeranno, quindi da 30 passeranno a 15. Le vedremo sfilare con il costume ufficiale di Miss Città Murata by Paradise Beachwear. Paradise Beachwear nasce nel 2015 all'interno di SEMA, un'azienda italiana produttrice di costumi da bagno dal 1987 per uomo, donna e bambino. Quante cose hanno in mano, Eleonora, quante cose! Già, innanzitutto direi a tutte le miss di fare 2 passi più indietro, perché poi qui davanti ci saranno le 15 finaliste. E un applauso più grande. Forza, su, scaldate l'atmosfera! Solo per aver partecipato al concorso di bellezza le nostre concorrenti vincono tutte un premio Beauty Store, un fiore offerto dalla Fioreria al Duomo e il premio Gil Mode. Bene, e allora io direi che è giunto il momento di far entrare la nostra valletta per consegnarci i numeretti delle concorrenti che passeranno. C'è già un d'attesa oppure? Non so, abbiamo una musichetta tranquilla, vediamo. Allora, se di ce l'abbiamo. 30 ragazze, 15 purtroppo dovranno lasciare questo palcoscenico, ma potrebbero anche Ci sarà il ripescaggio, quindi appunto c'è la possibilità ancora per tutte di poter arrivare tra le finaliste. Poi intanto cominciate ad allenarvi con, a parte che lo siete già. Sì, sono tutti allenati col cellulare. Le chiamerò naturalmente in ordine sparso. Passa al prossimo turno la concorrente numero 25, Ambra. Numero 26, Giorgia. Numero 15, Jessica. Numero 4, Aurora. Numero 21, Katia. Numero 13, Veronica. Numero 23, Federica. Numero 22, Elena. Numero 19, Giulia. Numero 24, Chiara. Numero 27, Maddalena. Numero 7, Morena. Numero 6, Sofia. E numero 16, Giulia. Ultima concorrente a passare il turno è la concorrente numero
numero 17, Vittoria. Facciamo la conoscenza velocissima, super veloce, che dici? Sì, partiamo, vediamo di riuscire a metterle in ordine. Allora intanto salutiamo le miss dietro perché adesso andranno a cambiarsi, ma avremo modo di vederle più tardi perché c'è appunto il ripescaggio. Vado? Sì. Buonasera. Allora le facciamo venire qua davanti che così i giurati, allora ragazze fate 2 passi indietro, lasciate i premi a terra e le facciamo venire davanti perché così i giurati poi sfilano e partiamo con la seconda votazione. Visto che l'ho già quasi conosciuta, andiamo al centro del palco. Io direi però che forse è meglio andare in ordine numerico. Così non confondiamo la giuria. Così non confondiamo i giurati, per cui vediamo, forse abbiamo il numero 4, vero? Sì, numero 4. Vieni in centro, autopresentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Aurora, ho 20 anni, vengo da Dolo. Numero successivo? La facciamo sfilare per i giurati e iniziamo con la seconda votazione. Vai con la musica. Ci sono i numeretti e poi il voto, grazie. Ma secondo te che cosa si dicono quando si parlano tra di noi? Non voglio sapere. Prossima finalista. Buonasera a tutti, sono Sofia, ho 18 anni, sono una studentessa. Musica? Buonasera a tutti, sono Morena, ho 21 anni e vengo da Mestre. Buonasera a tutti, sono Veronica, ho 18 anni, nella vita sono una studentessa e pratico ginnastica artistica da 13 anni e negli ultimi 3 anni ho partecipato ai campionati di Serie A. Buonasera a tutti, mi chiamo Jessica, ho 18 anni, vengo da Villafranca Padovana, studio lingue e il mio hobby è Fitbox. Buonasera a tutti, sono Giulia Pamio, ho 21 anni e lavoro presso la Croce Verde di Mestre. Buonasera a tutti, sono Vittoria, ho 21 anni e nella vita faccio la ballerina.
sono Giulia, ho 21 anni e vengo da Monselice. Buonasera a tutti, sono Katia, ho 23 anni, vengo da Cimodorno, sono laureata in economia internazionale, la mia passione è la moda e la filosofia. Buonasera, mi chiamo Elena e ho 18 anni, sono una studentessa e il mio hobby è l'equitazione. Buonasera, io sono Federica, ho 23 anni, nella vita sono un'impiegata ma ho la passione per la pasticceria. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 19 anni e vengo da 2 Carrare. Il mio sogno nel cassetto è studiare giurisprudenza e la mia passione più grande è la ginnastica ritmica. Buonasera a tutti, mi chiamo Ambra, ho 17 anni, sono studentessa al liceo linguistico e ho una grande passione per la moda e i viaggi. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, ho 18 anni e vengo da Polverare in provincia di Padova. Attualmente lavoro come modella, ma il mio sogno nel cassetto è diventare un'attrice. Buonasera a tutti, sono Maddalena, ho 19 anni e sono una studentessa di biotecnologie sanitarie, ma ho anche la passione per la moda e il bricolage.
un applauso a queste ragazze sciolte, disinvolte anche la voce, l'emozione che non si sente, altro che noi. Posso darvi un consiglio? Ci sono delle sedie vuote, se volete potete anche occuparle, perché a questo punto i riservati, lo dico a una certa ora, quindi sedetevi pure, accomodatevi, perché adesso, ahimè, quelle che avete visto rimarranno ben poche. Sì, perché appunto invito lo staff a raccogliere le votazioni della giuria, perché appunto andremo a scoprire quali di queste 15 passano al successivo turno. Da 15 passeranno a 5. Moda su moda su moda, e adesso che succede? Continuiamo infatti con la prossima sfilata di moda. È ora giunto il momento del defilé di Vestimi di Loreggia. Vestimi è abbigliamento donna, la donna che veste Vestimi è semplicemente elegante ed unica. Vestimi, via Aurelia 89, Loreggia, buona visione!
applauso queste straordinarie proposte, vero Eleonora? E certo, e accogliamo con un grande applauso la titolare Federica, eccola! La titolare di Massimi che vi aspetta a Lorezza, grazie, bellissima, complimenti, grazie. È il momento di richiamare le concorrenti in gara per scoprire, appunto, sarà il passaggio da 15 a 5. Le 13 fasciate che appunto fra poco vedremo riceveranno tutte un premio messo in palio da Dregadre Joel del valore di 100 euro e messo in palio appunto da Sand Parrucchieri e un premio offerto da GS Risarcimento Danni, ma prima le chiamiamo. Adesso il gioco si fa duro, come si dice in questi casi. Si fa duro, ma colgo l'occasione per ringraziare due sponsor. Ringrazio N Fashion, che è il brand di abbigliamento che unisce lo stile italiano al design di tendenza, dedicato a chi vuole distinguersi e sentirsi unico. E ringrazio per le fasce che tra poco inizieremo a dare Zanandrea Tessuti di Pozzoleone, azienda specializzata nella vendita di tessuti e filati per la casa, per l'abbigliamento, per la sposa e lo spettacolo. Possiamo chiamare già il primo che consegnerà la fascia che tu conosci molto bene. Sì. Adesso la concorrente che chiamo naturalmente non passerà il turno. Ahimè. Ahimè, però appunto vince il premio offerto da Gilles. Adesso facciamo arrivare anche il premio offerto da Gilles Mode e il buono di Sand Parrucchieri. Vediamo se arriva anche il premio. Arriva Elena con il premio, nel frattempo è arrivata Antonia. Arrivano tutti. Arrivano tutti. E andiamo a conoscere la prima delle fasciate di questa sera. Si tratta di Miss Hotel Fior, che vince anche una cena per 2 persone al ristorante Fior. Naturalmente non passerà il turno, ma è già una fasciata del concorso. Si tratta della concorrente numero 15, Jessica Zonetto. Forza, musica! Della fascia di Miss Sand Parrucchieri chiamiamo Sabrina Bernardi e Andrea Simeoni. Ok, ecco che vediamo se arrivano i nostri parrucchieri che hanno curato, eccoli qui, la conciatura di tutte le nostre Miss. Venite pure in centro. Loro sono già allenati. Sono allenati perché sono sponsor da tanti anni. Miss Sand Parrucchieri è la concorrente numero 19, Giulia Fortin. Passerella anche per lei, dopo i baci di rito naturalmente.
degradé, la nostra Sì, anche lei concorrente. porta a casa il buono per il degradé gel del valore di 100 euro. Ringraziamo Sabrina e Andrea, magari so che li ritroveremo dopo perché parleremo della loro professionalità. Fascia Miss Gilles Mode. Chiamiamo Eugenio Fincato a consegnare la fascia. Sì. C'è? Dovrebbe esserci con la fascia. Ecco qui. Eccolo qua. Di Gilles Mode, che vince anche un premio offerto da Gilles Mode. 150 euro da spendere in questo meraviglioso negozio. Sì. Si tratta della concorrente numero 17, Vittoria Secreru. E ringraziamo con un applauso la nostra concorrente, altra fascia, Miss N. Miss N, invito a salire il titolare Alessandro Deli Colli. Miss N è la concorrente numero 25, Ambra Purugliana. Omaggio anche da Alessandro Dalicolli, che ringraziamo naturalmente. Si passa alla fascia di Miss Vestimi, Miss Vestimi premia la titolare Federica, che abbiamo da poco visto. Sì. Ci Invito sarà, a salire sul palco con la fascia, eccola. ci sarà anche un abito, mi dicono, che andrà alla nostra concorrente. Certo, ecco qui l'abito per la concorrente, i premi naturalmente di GS e di Send Parrucchieri. Chi ci lascia per il momento? Ci lascia la concorrente numero 24, Chiara Masero. La consegna del premio. Fascia. Sì, invito a salire sul palco la signora titolare della 3 Store di Castelfranco. Vediamo se ce l'abbiamo qui. Eccolo lì. Eccola che sale, perché è giunto il momento della fascia Miss 3 Store. Miss Luciana. Ma Miss Luciana, eccola qui. Miss 3 Store è la concorrente numero 13, Veronica Foregon. Facciamo la foto per la stampa. Ed è il momento della fascia Miss Mauro Milani Pellicceria. Sì. E chiamiamo proprio lui Salutiamo la titolare, grazie. Invitiamo a salire Mauro Milani. Buonasera Mauro. A chi andrà questa fascia? Miss Mauro Milani Pellicceria è la concorrente numero 27, Maddalena Borazzona.
Consegniamo un premio anche alla nostra Miss. Grazie Maddalena. Grazie Mauro Milani e alla sua collezione che ci ha preparato stasera. Un passo avanti per queste 8 amiche che sono rimaste con noi. Queste 8, ora chiamerò le 5 che passano il prossimo turno. Le 5 ragazze faranno un passo in avanti, rimarranno ferme, dopo averle nominate tutte rientreranno e chiameremo tutte le altre ragazze per partire con il ripescaggio. Le chiamo in ordine sparso. Passa il turno la concorrente numero 7, Morena Montin. La concorrente numero 26, Giorgia Pianta. La numero 6, Sofia Sottoriva. La numero 21, Katia Lovat. Ultima concorrente a passare il turno è la concorrente numero 22, Elena Bragato. Eccole qui le nostre miss che passano il turno. Ci vediamo più tardi ragazze per la prossima votazione, grazie. Potete pure accomodarvi dentro. È dura, vero Claudio? È dura. E allora ora richiamiamo tutte le altre concorrenti perché le presenteremo al volo e poi faremo ripartire il ripescaggio. Faremo partire. Eccole qui che arrivano le nostre concorrenti, vediamo, stanno salendo, eccole. Allora, in questa votazione possiamo allargare un po' così, possiamo allargarle, venite un po' più avanti, un passo in avanti. Promesso. Non l'ha mai fatto nessuno, ma lei no. Per votare, ora non voterà la giuria, ma voterete tutti voi del pubblico. Per votare la vostra miss preferita basta inviare un SMS al numero che tra poco sveleremo. Non saranno conteggiati i voti doppi inviati dallo stesso numero. Non sono validi i messaggi WhatsApp, ma solo gli SMS. Non scrivete niente di più che il numero. Non è che dovete scrivere un poema ad ogni miss, giusto? Apriamo ufficialmente il ripescaggio. Mentre rimane impresso il numero per le vostre votazioni, vi presento l'ultima sfilata della serata. Dopo un'attività pluriennale ancora in atto come agente nel settore della moda, prende forma l'idea di un negozio che nasce in via 20 settembre a Camisano Vicentino, Gilles Mode, gestito dal titolare che, mettendo a disposizione l'esperienza acquisita, veste la donna curvi e non, quindi con taglie importanti.
Giottica di Castelfranco, grazie alle nostre interpreti, le concediamo con il vostro applauso, scaldiamo questa atmosfera, vi prego, forza, grazie. Parliamo di bellezza con Sven Parrucchieri, che vogliamo ringraziare anche quest'anno, prima di continuare la nostra serata. Un ringraziamento perché hanno curato le acconciature delle nostre Miss, ovvero il Salone Send di Sabrina ed Andrea, che si trova in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco. Vi ricordo, lo faccio con piacere, nasce dall'unione di due compagni di scuola appassionati di un lavoro artigianale, innovativo e creativo. Sabrina e Andrea, sempre pronti a mettersi in discussione, nel 2007 uniscono la loro professionalità per poter dar forza ad una filosofia, ad uno stile tutto Send. Sabrina e Andrea vi aspettano in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco. Ben ritrovati, innanzitutto grazie per il grande lavoro che avete fatto dietro le quinte. La Send Parrucchieri sono i miei parrucchieri di fiducia, per cui insomma anch'io ho il dégradé Joël. No, sto dégradé Joël, cos'è? È una tecnica di colorazione in verticale che coloriamo i capelli praticamente da una base naturale con la punta più chiara. Ah, tutto qui, pensavo fosse una cosa un po', che poi detto così sembra in due parole una cosa semplice, una cosa invece che richiede la loro professionalità. Invece c'è questo taglio punte aria, no, dico Andrea, taglio punte aria, cos'è? È un effetto particolare, praticamente va a alleggerire però non svuotare il capello che in questo momento mi richiede un capello più pieno in punta, però essendo più facile da lavorare. Sono più esigenti gli uomini o le donne? Oddio. Domanda difficile, No. Ah, non avevi dubbi? Non avevi dubbi. Bene, allora dobbiamo ricordare che doneranno anche quest'anno un trattamento dégradé Joël del valore di 100 euro alle nostre protagoniste. Quindi dobbiamo dire grazie. Li ringraziamo, grazie, e naturalmente ci rivediamo l'anno prossimo. Volevo ringraziare te, Eleonora, perché ci ospiti sempre. Grazie. Grazie Sabrina, grazie Andrea, grazie a tutti i collaboratori. Grazie. Che sa che c'è tanta professionalità in voi. Grazie, grazie davvero. Presentiamo anche le make-up artist della serata, Ivana Ibba. Vediamo se ce l'abbiamo, ecco, col suo staff. Vuoi ringraziare anche gli altri ragazzi che erano presenti? Certo, ringrazio anche le mie allieve, tutte le make-up artist dell'Accademia, e un grazie speciale al Beauty Store. Grazie a tutti. Grazie Ivana per aver truccato anche me, lei è la mia truccatrice di fiducia. Grazie, un grande applauso e ci vediamo l'anno prossimo. Tanto hanno votato. E ora andiamo a scoprire quali sono le 3 Miss ripescate. Ma per fare questo bisogna che le richiamiamo tutte. E bisogna che ci sia un applauso. Forza, così vi scaldate. Fateci sentire che siete qui con noi, su, forza! Sceglieremo ora le 3 Miss che passano il turno. Le ragazze che fasciate si fermano perché più tardi faremo tutte le foto delle fasciate, quindi fermatevi dietro col costume e con la fascia. Ecco, vediamo se ce l'abbiamo la valletta. Che sono arrivati tantissimi messaggi, allora se non siamo ancora pronti con le... Abbiamo intasato le linee. Abbiamo intasato le linee.
Vediamo se ci siamo. Ma prende un'auto storica, fa il giro di piazza Giorgione, poi arriva. E allora, sapete appunto che questa fascia è stata assegnata tramite il contest online dal pubblico di Facebook. Sono state messe infatti online sulla nostra pagina Miss Città Murata per una settimana le foto delle nostre Miss, e il pubblico tramite i like di Facebook ha votato la sua Miss preferita. Eccolo qua Filippo che consegna la fascia, ce l'abbiamo. Posso dire una cosa? Che hai uno staff di ragazze bellissime. Sono tutte ex Miss, sai? Tutte ex Miss Città Murate. Complimenti, tutte murate. Tutte murate. Ce l'abbiamo, Filippo si è perso. Nel frattempo ha bevuto 4-5 caffè. Eccolo qua il patron di Miss Città Murata, finalmente si è fatto desiderare. Noi sappiamo già che con ben 603 like vince la fascia la concorrente che si chiama Aurora Maglione e porta il numero 4. Quanti like? Ben 603 like, vince il premio GS e il premio di Send Parrucchiere, e vince anche il servizio fotografico con il fotografo Mirko Metti. Bene, ringraziamo, se non abbiamo ancora, vediamo se abbiamo pronte le votazioni dei messaggi, ce li abbiamo pronti i messaggi. Tu hai tutto? Io ce li ho. Allora, passano il turno la concorrente numero 4, Aurora Maglione. Poi vorrà fare un passo in avanti, vorrà dire che dovrà cedere la fascia. La concorrente numero 1, Giorgia Mattiello. Corrente numero 28, Daniela Perinna. Ecco ragazze. Ecco qui. Io ringrazio e saluto tutte le altre concorrenti. Ci sarà per voi un'altra Miss Città Murata e sarà Miss Città Murata 2019. Grazie ancora ragazze, naturalmente le ragazze che hanno vinto la fascia si fermino perché più tardi faremo le foto con tutte. Invito le ragazze dello staff a salire a prendere la fascia di Miss Nova Modet, perché adesso facciamo arrivare le altre 5 Miss che erano state scelte prima dalla giuria e proseguiamo con la votazione. L'ultima votazione, scopriremo poi la nuova Miss Città Murata. Chiamo Sofia dello staff per far togliere la fascia di Miss Nova Modet. Vai Sofia, anche i premi e poi gli riassegniamo. Me le hai messe in numero, Claudio, nel frattempo? No, stavo pensando alla fascia che doveva cedere. Concorrente numero 1, Giorgia, partiamo. Numero 6, Sofia.
numero 7. Morena. Concorrente 22. Corrente 26. Corrente 28. Daniela. Perché il freddo si fa sentire, ragazzi. Ci vediamo dopo per la premiazione, per l'ultima premiazione. Giusto il tempo per prepararci al rush finale. Invito lo staff a raccogliere le schede della giuria con super velocità. Facciamo arrivare la fascia, prima facciamo entrare le 8 miss. Doverosamente. Invito Manuela ad avvicinarsi per la fascia. Quinta fascia, Miss Allianz, consegna la fascia a Manuela Moletta. Facciamo arrivare la fascia e i premi. Vado a prenderla io? Eccoli qua. Niente. Vince la fascia la concorrente Miss Allianz numero 4, Aurora Maglione. Allora, foto di rito intanto. E Sofia, bisogna far arrivare la fascia di Miss Nova Models perché ha una nuova vincitrice. Passerella per la nostra Miss. Dallo sponsor. E che succede con la fascia adesso, Leonora? Ricordami. Sì, perché la fascia di Miss Nova Model va a un'altra concorrente che è dietro le quinte, la nostra Giulia. Eccola, eccola. Concorrente numero 3. E allora la premiamo, premiala pure tu Sofia. La regge di Miss Città Murata dice che le fasce non sono cumulabili. Foto di rito e poi sfilata. Per la nostra Giulia. Momento della fascia Miss Beauty Store. Invito a salire Simone Rossi. Facciamo arrivare la fascia Beauty Store.
Miss Beauty Store è la concorrente numero 7, Morena Montin. Passerella diritto. Conoscere in ordine sparso quali sono le 3 miss che vanno avanti. Sono la concorrente numero 6, Sofia Sottoriva, la concorrente numero 26, Giorgia Pianta, la concorrente numero 22, Elena Bragato. Grazie per aver partecipato al nostro concorso di Miss Città Murata. Ci vediamo l'anno prossimo. E siamo pronti per proseguire. Vado a ringraziare la scenografia di Nuova Vimini di Cittadella, arredamenti di ispirazione etnico e moderno. Ringraziamo la fioreria al Duomo di Fontaniva di Via Marconi per le composizioni floreali, negozio specializzato in articoli per vivaio e giardinaggio, eventi, cerimonie e molto di più. Claudio, devi ringraziare. Bemma Service, antincendio, antifortunistica di Quinto di Treviso per aver messo a disposizione gli estintori di materiale per la sicurezza. So che gli sponsor li hai già ringraziati, sì, quindi io ringrazio nuovamente il salone Sand Parrucchieri di Sabrina ed Andrea che hanno curato le acconciature delle miss e la mia, la Fashion Beauty Academy di Ivana Ibba per il make up, tutti i fotografi presenti per quanto riguarda il video, Tarcisio Scremine, Elena Murarotti, ballerini della Cinderella School of Ballet, tutti i giurati naturalmente, il DJ, Elena Murarotto, la cantante, Elena Favarotto al video, Elena Sorato, Sofia Pivato, Antonia Zaniolo, Luisa Noel, Elice, Lara, Leonidas, Enrico Barcè che hanno curato il backstage della serata e tanti altri ancora che erano presenti qui questa sera e naturalmente tutte le miss che hanno partecipato all'edizione 2018. Siamo pronti per conoscere la terza classificata della serata. Vallette, terza classificata, fascia Miss Carraro. Che cosa è la fascia Miss Carraro? Fabrizio Bressan, ce l'abbiamo Fabrizio Bressan per la fascia di Miss, ecco che arriva. Facciamo arrivare la fascia con i vari premi, eccoli qui. Terza classificata riceve il bouquet offerto dalla nostra fioreria, riceve il gioiello della gioielleria Zigante. Facciamo arrivare anche il bouquet, ecco qui. Il servizio fotografico offerto da Amerigo Vianelli e naturalmente tutti gli altri premi. Miss Carraro concessionaria è la concorrente numero 26, Giorgia Pianta. L'assessore Marica Galante e il vice sindaco Gianfranco Giovine a salire. Invito anche per Trevisana Lat Riccardo Mornata a salire. Premieremo prima la prima classificata e poi naturalmente la seconda classificata della serata. Facciamo arrivare i premi. Giorgia, se vuoi spostarti un attimino, lasciamo un attimo di suspense fra la prima e la seconda. È giunto il momento
Allora vince un gioiello offerto dalla gioielleria Gigante, il bouquet di fiori, vince 1.000 euro in contratti di lavoro, il book fotografico con il fotografo Amerigo Vianello, ce li abbiamo gli altri sparacuriandoli. Facciamo con quelli che abbiamo. Tutte le ragazze dello staff, niente ragazzi. Non ci tenere in suspense. Eccoli qua, eccoli ragazzi qui. Vuoi che li spari io? Li hanno presi da fuori. Bene, e allora voi dovete spararli quando naturalmente dico il numero, E allora, signore e signori, un po' di suspense, no? fascia, sì. Scelto e Corona sono pronti perché Miss Città Murata